Buongiorno Lorenzo, come stai? Buongiorno professor Maggi, salutiamo il professor Maggi che è sempre graditissimo anfitrione dei bar con i quali siamo due ragazzi da bar. Sì, gente da bar. Sai che gente da bar. È diventata una cosa negativa, non si può parlare come se fosse al bar. Sì, invece è nel bar che c'è il la succo. discussione popolare e noi li facciamo. Bisogna che il professor Maggi si introduca di più nei bar dell'Alto Polesine, perché è vero. Noi siamo ad Adria adesso siamo ad Adria, quindi Rovigo e Basso Polesine invece è il suo territorio. E ecco, qualche bar dell'Alto Polesine. La prossima volta potremo fare lo spezzetto, una delle prossime volte, a Ficarruolo. Volevo una domanda al volo. Cosa pensi dei governatori contro il potere romano? Adesso sono più bravi loro, sono meno bravi loro, sono due ruoli diversi, però siccome parliamo di Zaia in particolare, De Luca, questi qua sono bravi loro. Sono dei governatori bravissimi e tra l'altro i governatori hanno tutti un indice di gradimento molto molto alto, non tutti con le punte di Zaia o De Luca che hanno punte che superano il 70%, però sai, non sono contro. Il problema dei rinnovi è un problema di regole. Nel 2001 è stata modificata la Costituzione e tutte le regioni hanno dovuto a cascata modificare i loro statuti. C'è stato un accordo nella conferenza Stato-Regioni dove sono state introdotte le modifiche che poi ogni regione ha fatto all'interno del proprio statuto e non c'è in nessun statuto, non ci sono i 3 mandati, ce ne sono 2, quindi non è che le regioni sono contro il potere centrale, no, è che sono 2 i mandati come i sindaci e passati 2 mandati bisogna modificare la conferenza Stato-Regione, l'accordo, bisogna modificare lo statuto della regione, cioè 2 mandati per ognuno. E su questi 2 mandati incappa Zaia e De Luca, quindi sono alla fine del loro giro. Che sono, tra l'altro Zaia ne ha già fatti 3, perché la regola su 2 mandati è entrata in vigore mentre lui era ancora presidente, quindi la regola parte nel momento in cui si modifica ab origine. E però quindi la mia domanda era un'altra, a parte il discorso tecnico mi piace sempre ascoltarti, tu sei preparatissimo, fa diventare rosso. Ma si dice sempre i nostri politici non rappresentano, cioè il cittadino non è rappresentato o viceversa, oppure si dice la politica rappresenta la popolazione. Sì. C'è però una differenza di interpretazione tra, per esempio, un Zaia e un politico qualsiasi di Roma. Adesso, non so se riesco a... Su questo hai ragione. Cioè, nel senso che ci rappresenta di più il governatore o un politico di Roma? Sono 2 ruoli diversi, ma la domanda è chiaramente presuppone già la risposta. Perché il politico di Roma è un politico di per sé stesso un po' lontano, visto che il sistema elettorale è maggioritario. Però il sistema... Mentre il presidente della regione viene eletto direttamente, come il sindaco viene eletto direttamente ed è molto più conosciuto. Ma tu auspicheresti che anche, come si dice in questo momento, il capo del governo fosse eletto direttamente dal popolo? Visto che c'è una riforma, la funzione del sindaco votata così funziona. Sì. Cioè, tu hai 5 anni da fare il sindaco e anche se vinci per un voto il protocollo insegna, certo. Però hai 5 anni tuoi, il governatore lo stesso discorso, certo. Però invece a Roma è diverso. Tu auspicheresti... No, guarda che la presidenza la presidente Meloni o la presidente Meloni come sì, qua, tra sindaco e sindaca, tra presidente femminile, uno diciamo come Caldone, nessuno si offende, per fortuna. Ha proposto la elezione diretta come modifica anche costituzionale della elezione diretta del presidente del Consiglio. La riforma della Meloni, per esempio,
questa è una lacuna, questa è una cosa che ha rilevato Renzi, ma non che voleva Renzi per rilevare. La modifica, la Meloni non vuole disturbare, irritare la Presidenza della Repubblica, per cui si limita alla elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ma che Presidente del Consiglio è quello che non può cambiare un ministro? Ecco, quindi mancano, diciamo, perché che questo sarebbe appannaggio del Presidente della Repubblica? Sì. Allora, siccome non vuole disturbare il Presidente del Consiglio, ecco per cui la sua riforma, che rischia di essere molto, molto interessante, ha alcune lacune che vanno perfezionate nel dibattito. Poi vogliono andare avanti, vediamo, ma il Presidente in questo momento un sindaco, se vuole cambiare un assessore, lo cambia. Sì. Un Presidente della Regione vuole cambiare un assessore, lo cambia. Il Presidente, se fosse approvata come è stata presentata la riforma della Meloni, il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio, se c'è un ministro che fa le bizze non lo può cambiare. Come vedi ci sono delle cose da perfezionare. Secondo te cambierebbe se si copiasse, facesse un copia e incolla con il sistema di elezione o del sindaco o del governatore? Darebbe una più immediata percezione della capacità dell'esecutivo. Ti dirò che sarebbe, non dico un po' in ritardo, ma sarebbe esattamente in linea con i nostri tempi, che vanno restituite all'esecutivo di essere esecutivo e alle Camere di essere le Camere, cioè di discutere le leggi e approfondirle, perché in questo momento il governo fa i decreti, le Camere alzano o no la mano e si sente la carenza di le 2 o 3 riforme. La prima la fece Renzi e fu bocciato, la seconda provò a farla, ancora prima di Renzi provarono a fare delle riforme e furono bocciate, cioè diciamo che la Carta Costituzionale va un po' aggiornata rispetto ai tempi. Allora, fra un anno cosa gli facciamo fare a Zaia e a De Luca? Questa è una domanda. Più che altro un problema per loro, dici? È un problema per loro. Allora, c'è il bagaglio che porta Zaia, che secondo me è il governatore più conosciuto e anche più apprezzato. Sono loro due, sì. I primi due, 70% uno, 70% l'altro, per l'apprezzamento. Diciamo che è un problema per i loro partiti, perché la popolarità dei due è tale da... Anche se la questione del PD e la questione della Lega, nei rapporti con la loro leadership è molto diversa. Molto diversa. De Luca potrebbe diventare segretario del PD, secondo te? No, con tutto quello che ha detto fino adesso. No, dopo quello che ha detto della Schlein, però posso dirti, De Luca è un uomo che da amministratore ha fatto cose incredibili, quindi adesso io non so se secondo me Zaia nel posto di Salvini? Impossibile. È impossibile? Impossibile. Anche se qualche leghista lo spiccherebbe? Secondo me i veneti guarda, nella contrapposizione i veneti leghisti non si metteranno mai contro i leghisti lombardi, questione definita all'inizio degli anni 2000. 5%. I veneti non andranno mai contro la leadership lombarda. E perché? Mai. Siamo nella notte dei tempi di quando è nata la Lega. Ma non si può cambiare, no? Visti i rapporti di forza, consentimi di dirti che è impossibile. Vabbè, vuol dire che quando finirà il suo mandato Zaia lo invitiamo per uno sprizzetto. Volentieri, molto volentieri. Io ho avuto un piccolo diverbio contro Zaia, però... Sì, per questo li ho avuti anch'io, ma tu forse molto più di me, però io che non me l'aspettavo mi sono preso una lavata di capo, ma da lui per una fesseria, quindi non è così. No, non è assolutamente malleabile. No, non è così malleabile, non è un compagnone, quello che si dice un compagnone. No, vabbè. no. Lei è una
apparentemente Però è un bel personaggio. c'è il Su questo niente da dire. per questo è un presidente su cui magari una volta facciamo uno sprizzetto. Va bene. Alla vostra. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.